questo diagonale quasi sui 3 metri. Bella battuta Keita, la prova, c'è il nastro, Saïta dietro, e là recupera Gaggini, Bagher per Keita, prima Modric poi Keita, giovanissimo ancora, giovane lo è chiaramente, è del 98. Saïta sotto rete per Asparov, c'è il muro, Saïta e poi l'attacco di Desmet, difende molto bene Grosdanov, ma viene murato Mosic da Asparov. Ora al servizio, è un servizio che mette in grave difficoltà Padova, c'è la possibilità del contrattacco, Keita, gran diagonale. Al momento Gordon Perrin offre qualche garanzia in più. Gran servizio di Shaposkov. Zenger deve andare in Bagher, rincorre Petkovic, palla per Verona, Mosic! Una furia, Mosic di Maxim Shaposkov, 22-18. Mamma mia che roba! Devastante! Devastante Shaposkov! Decisamente bassa da parte dei giocatori di Padova. Mosic! E a proposito di giovani di qualità, approfitta di qualche sbandamento supplementare, questa infrazione fischiata a Padova non ha certamente aiutato il morale. Palleggio di Mosic, pallonetto di Keita e poi il muro su Takashi, situazione che parrebbe compromessa in questo set per Padova, ma vediamo, intanto si insiste su Keita, palla comunque per lui, e beh, non riceverà benissimo, ma poi vediamo se è solo questione di poco e Verona potrà chiudere. Lo fa Grosdanov, già avanti 2-0 Verona. Battuta più morbida, cercare Zenger, attacca al centro ma non passa Padova, e qui può spingere soltanto il pallonetto Keita che si rammarica, e poi Shaposkov anche pungere come un'ape al servizio, va a ricevere Asparuov e poi attacca con il grande recupero da parte di Grosdanov, e poi Mosic, difesona di Zenger. L'attacco di Petkovic, palla dietro Mosic, Takashi, Volpato, diagonale, spettacolo, Mosic, Keita non attacca, free ball, si organizza muro Verona, attacco al centro, si difende su Volpato, adesso palla alta per Asparuov che finisce out, e il punto è di Verona, applausi, che scambio incredibile questo di Grosdanov, 12-10, va a ricevere Keita, attacca! Osservare meglio le traiettorie dei servizi di Petkovic, questa palla è morbidissima, tremenda, altro ace in questo set probabilmente, sì, per Keita. Gaggini, spirito a una mano, ce la fa a inerpicarsi su quel pallone.